Siamo al Liceo Ospedalieri di Catania, questa è la prima proiezione di Food for Profit in una scuola e sono molto onorata di questo. Abbiamo appena presentato il documentario su cui ho lavorato 5 anni, Food for Profit, anche al Parlamento siciliano, perché noi mettiamo al centro del nostro documentario una denuncia: i quasi 400 miliardi di euro della politica agricola comune destinati all'agricoltura che anziché andare verso un'agricoltura verde, finanziano invece gli allevamenti intensivi, che sono luoghi orribili in cui vengono maltrattati gli animali, inquinano l'acqua e l'aria e sono un pericolo per future pandemie. E noi chiediamo di intervenire rispetto a questo e infatti al Parlamento siciliano abbiamo chiesto che la Sicilia sia la prima regione in Italia a portare avanti una moratoria contro nuovi allevamenti intensivi per salvare la bellezza della Sicilia da queste brutture. E adesso stiamo cercando di diffondere il più possibile Food for Profit, che si sta diffondendo a macchia d'olio grazie a un grandissimo passaparola partito sui social, e spero che questa sia la prima di tantissime scuole in giro per l'Italia, perché gli studenti sono i primi a essere interessati ai temi che riguardano la salvezza del nostro pianeta. La curiosità, l'indignazione, la rabbia di questi studenti davanti alle immagini di Food for Profit mi convincono ancora di più dell'importanza di mostrare questo documentario nelle scuole, perché la sensibilità che fortunatamente queste nuove generazioni hanno nei confronti dei temi legati all'ambiente e al pianeta è una sensibilità nuova che neanche noi, neanche io sono dell'84, neanche la mia generazione aveva, e quindi questo è davvero una speranza, ma dobbiamo fare di tutto il prima possibile, perché altrimenti non ci sarà più tempo per salvare questo pianeta e lo facciamo partendo da quello che mangiamo.